Oggi la voce delle regioni ci porta in provincia di Verona, siamo a Dossobuono per un Open di seconda categoria. Tutto secondo pronostico, nessuna sorpresa. A conquistare il 12° Memorial Giulio Bacciga, organizzato dalla TIA Olimpica Dossobuono, sono state le teste di serie numero 1 del torneo, Riccardo Marcon del TC Padova e tra le donne Angelica Moratelli del CS Plebiscito. Marcon, dopo aver superato in semifinale Alessio Paro, si è imposto solo al terzo set sul triestino Gianluca Grison, dopo una vera e propria maratona giocata su 2 differenti campi a causa della pioggia, che ha costretto l'organizzazione a ricorrere ai campi al coperto. 7-5, 5-7 e 6-3 il risultato del match, che ha garantito a Marcon l'imbattibilità sui campi di Dossobuono. Marcon infatti ha vinto tutte e 3 le edizioni del torneo cui ha partecipato. È stata una vera e propria maratona, ma ormai è consuetudine qua in questo torneo, perché anche l'anno scorso sono stati oltre 3 ore di finale, e quindi insomma non è niente di nuovo, me l'ero immaginato, anche perché lui è molto molto bravo. Sì, abbiamo visto veramente una bella partita, insomma ve la siete giocata veramente sui punti e facevi fatica a strappare a lui il servizio, soprattutto in quel secondo set in cui non mollava proprio. Esatto, settimana scorsa avevamo già giocato, ma io avevo come l'impressione che lui potesse giocare molto meglio di quanto non avesse fatto. Infatti ero pronto a essere concentrato tutto il match, sapevo che lui mi dava fastidio appunto col servizio, ha servito molto bene, tantissime prime, sempre con grande precisione, quindi io veramente sono dovuto stare lì punto su punto e aspettare magari un po' i suoi momenti un attimo di calo per averla meglio, come è stato inizio terzo set. Sì, tu sei stato bravo a crederci dopo aver perso il secondo set, quando potevi forse sembrava potessi chiuderla in 2. No, guarda, al di là di averlo perso, io stavo cominciando a sentire bene la palla, quindi non mi preoccupava il fatto di aver perso il secondo set, sapevo che avevo ancora tutto un altro set da giocarmi con sensazioni migliori di quanto non avessi fuori. Di solito è il contrario, mi trovo meglio fuori rispetto a dentro, poi invece qua dentro mi sono sentito subito bene. Angelica Moratelli, che intervalla l'attività internazionale con qualche torneo Open, tra semifinale e finale ha lasciato sul rosso veronese appena 6 game. Dopo la facile vittoria su Alexandra Dergunova per 6-2 e 6-2, in finale ha sconfitto la vicentina Alessia Stefani con un doppio 6-1. Angelica, oggi non c'è stata proprio partita comunque, insomma non hai fatto fatica a capire qual era la direzione del tuo gioco oggi? Oggi è andata via abbastanza liscia, diciamo così. Non ho giocato un gran tennis, comunque anche lei è una che gioca sui primi scambi, quindi o la va o la spacca un po' come me, quindi partita breve, veloce, senza tanti scambi, quindi non credo neanche bella da vedere. Dicevano che è mancato qualcuno che pensavano potesse essere testa di serie, insomma a tenerti testa in questo caso, quindi per te la strada era abbastanza segnata, ma è la prima volta che tu vieni qui a Dossobuono? No, io vinsi il mio prima terza categoria qui tantissimi anni fa e quindi ritornare è stato bello. Poi purtroppo, come hai detto te, è mancata tra il resto una mia amica che si allena con me, che ha avuto dei problemi familiari, quindi non è potuta venire. Si sperava di poter giocare contro, anche perché insomma ci si allena sempre assieme e quindi è anche bello ogni tanto trovarsi anche in partita proprio di torneo. Poi purtroppo è andata così e va bene. Quando sei venuta qui magari ti porta bene, insomma dicevi se hai vinto qui il tuo primo torneo, è anche un po' una questione scaramantica quella di venire a Dossobuono. Ho vinto il mio primo torneo, quindi mi porta bene. Ho fatto con te alcune interviste che poi hanno portato bene, quindi si spera. Torneo, quello di Dossobuono, divenuto ormai una tradizione importante per il tennis veneto, come confermano anche i rappresentanti locali della FIT. Ma diciamo che è una tradizione consolidata qui a Dossobuono, una ottima tradizione perché è da 12 anni che si gioca questo torneo. Fa parte secondo me di un circuito di tornei open che si giocano qui nel Veronese, che ormai è diventata anche questa una tradizione e che tutti i giocatori vengono sempre bene e volentieri. Si vedono anche delle gran belle partite. Beh, sicuramente vediamo giocatori di altissimo livello, di là vediamo dei 2-1 che sono in finale e qua oggi in finale c'era la Moratelli che diciamo che forse è la prima giocatrice del Veneto o tra le prime. C'era anche Alessia Stefani che è una sua giocatrice, che ruolo è quello anche del maestro in queste occasioni in cui si è anche ufficialmente come rappresentante della FIT, però insomma in questo caso come maestro si soffre. No, allora è anche divertente venire qua e viverla anche come maestro avendo delle tue giocatrici in finale. Sicuramente mi ha fatto piacere venire a vedere Alessia oggi. Sicuramente aveva un osso duro di fronte che è la Moratelli, ai quali vanno tutti i miei complimenti.
Però questo è un torneo, un circolo a cui tiene particolarmente perché insomma lei è un socio di questo circolo. Sì, quest'anno finalmente sono solo socio. Dal 2002 facevo parte del gruppo dirigenziale, segretario, presidente e direttore sportivo, praticamente ho ricoperto un po' tutti gli incarichi. Quest'anno, essendo impegnato con la federazione, ho lasciato tutto e sono solo socio, giocatore, non agonista. Il ragionamento che facciamo spesso è quello che in provincia di Verona d'estate di tornei se ne vedono veramente tanti. L'unica cosa che proprio ancora manca è questa ciliegina sulla torta, magari di un torneo veramente importante che possa catalizzare l'attenzione del pubblico. Sì, quest'anno tutti i circoli hanno cercato di aumentare la gradazione dei loro tornei. Ne abbiamo tanti di open, certi si sono concatenati tra di loro. Per l'anno prossimo dovremmo avere un qualcosa di più importante, però manca la firma ancora, per cui non ci sbilanciamo, però la cosa sembrerebbe andare in porto. In attesa di un grande torneo nel veronese cresce il movimento e crescono i circoli che, come l'Olimpica d'Ossobuono, puntano sui giovani. Questo è un circolo che è nato nel 1980 per merito di un gruppo di appassionati che hanno prima composto un direttivo, un'associazione, dopo hanno chiesto al comune uno spazio laterale al campo di calcio, che qua c'era solo calcio, e col tempo siamo partiti con questi due campi, proprio era nel deserto. Piano piano abbiamo messo illuminazione, col tempo abbiamo aggiunto il terzo campo con la copertura, abbiamo avuto un grosso aiuto dall'amministrazione comunale. In questo abbiamo fatto la palazzina perché quando siamo nati eravamo promiscui col calcio, quindi era tutto un po' naif. Sì, questo torneo ho l'onore di averlo inventato io nel 2006 e siamo partiti con un torneo di terza categoria. Dopo abbiamo visto che la gente veniva e diventava facile e siamo partiti con un torneo di seconda. Tra l'altro eravamo uno dei pochi circoli allora che faceva questo tipo di tornei. Abbiamo visto che era valida la formula perché altri circoli hanno proposto lo stesso tipo di torneo. Adesso a Verona mi sembra che siano 12-13 di queste tappe, quindi sono tornei che vanno. E che quindi torneremo a vedere anche l'anno prossimo, insomma ad Ossobuono resterà una tradizione di questi tornei. Sì, certo, continueremo. Cerchiamo, il mio progetto, il nostro progetto del Consiglio Direttivo è anche quello di affiancare questo torneo a un torneo giovanile di una certa importanza. Intanto la T Olimpica lavora sui suoi di giovani e dallo scorso anno ha affidato la scuola tennis ad un nuovo maestro. La nostra scuola tennis praticamente ha avuto l'anno zero a gennaio di quest'anno, perché io sono nuovo in questo circolo, ho iniziato a gennaio e quindi abbiamo incominciato un po' la programmazione di tutta una serie di eventi che serviranno poi per portare i nostri bambini ad un numero equo per questo circolo, che adesso tuttora sono una trentina. Infatti abbiamo preso già contatto con tutte le scuole qui vicino per portarli a giocare quest'inverno tutti quanti i bambini, dalle elementari alle medie, gratuitamente, grazie al supporto dell'amministrazione comunale di Villafranca. Abbiamo i nostri primi agonisti che incominceranno a fare i tornei Under 10 e Under 12 il prossimo anno, oltre che a una serie di programmazioni per gli adulti, in modo poi di avere un parco giocatori che comprenda un po' tutte le categorie del tennis, dai quarta categoria ai terza e poi in avanti. Si diceva una scuola tennis assolutamente nuova, prospettive sono chiare, sono tutte davanti, ma incentrata su cosa? Qual è insomma l'obiettivo proprio primario che lei vuole portare in questa società? L'obiettivo primario è far portare i bambini a giocare il tennis vero, quello agonistico, quello è il primario. Poi per avere bambini che abbiano un certo livello dobbiamo avere un numero sufficiente di bambini dove pescare i migliori e portarli avanti. E dopodiché fargli vivere esperienze sportive e non all'altezza. Quest'anno ho avuto un'idea e sono riuscito a ultimarla con gli adulti, li ho portati a Wimbledon. Il mio motto è mirare alle stelle per andare sulla luna. E questo secondo me dovrebbe essere il motivo per tutti quanti questi ragazzini, cioè mirare più in alto possibile per avere più chance possibili. I bambini devono sognare,
non devono essere tarpati, devono sognare, perché se sognano arriveranno lontano, se non sognano allora il nostro lavoro ha fine. Alessandro, intanto perché hai scelto di giocare proprio a tennis? Perché avevo visto mio papà giocare e mi è piaciuto e allora ho scelto di giocare. E quando giochi a tennis cosa provi? Ti diverti? Cosa? Divertimento e felicità. Una passione quella per il tennis in grado di contagiare tutti, anche l'assessore allo sport del comune di Villafranca. Siamo con Roberto Dall'Oca, assessore allo sport del comune di Villafranca. Assessore, il tennis nel vostro comune sicuramente ha un ruolo importante, questo club ad Ossobuono lo ha in modo particolare. Sì, hai detto giusto, abbiamo 2 impianti pubblici importanti gestiti dai 2 circoli, il circolo tennis di Villafranca e il circolo tennis di Ossobuono. Sono tutti e 2 cresciuti in maniera esponenziale, tanta attenzione anche ai giovani e questo è quello che ci piace. Assessore, lei è anche un appassionato di tennis. Giocavo più, gioco quando ho tempo libero, però la mia figlia è stata iscritta a questo circolo proprio per iniziarla al tennis, che è una passione, uno sport che mi piace molto.